un anno di Vivere Veneto. Un anno è volato da quando ci siamo messi in testa di creare una cosa che non c'era e che mancava, a nostro avviso, nel panorama indipendentista. Uno strumento online che sviluppasse temi identitari, storici e sociali visti da un punto di vista veneto, che creasse rete e comunicazione, diffusione di contenuti presso tutti i veneti in modo apartitico, ripromettendoci da subito di essere equivicini, termine del quale rivendichiamo la paternità, a chiunque si impegnasse per la causa veneta. Non una scissione quindi, nessuna divisione, ma la nascita di un progetto inedito e ambizioso. Abbiamo in questo anno pubblicato più di 500 articoli, aggregando autori diversi, a volte occasionali, più spesso abitudinari. Circa 300.000 pagine sono state visualizzate. Abbastanza presto è apparsa la necessità di uscire dal web e incontrare nuovi veneti sulle strade e nelle piazze. È nata così l'idea delle marce silenziose, un modo nuovo di portare tra la gente la nostra passione e il nostro amore per il Veneto e la sua gente. Insieme a questo, i giorni del movimento 9 dicembre, che abbiamo vissuto da vicino, documentando lo svolgersi di una grande mobilitazione di massa e delle sue contraddizioni. Nella marcia di Vicenza siamo riusciti a realizzare un evento in collaborazione con il Cammino da San Marco a San Marco, marciando insieme ai pellegrini provenienti da Verona e diretti al santuario di Monteberico. Abbiamo collaborato con il movimento delle Pasque veronesi, pubblicando i loro articoli e pubblicizzando la rievocazione storica della eroica resistenza veronese alla soldataglia napoleonica. I mesi seguenti sono stati marcati dallo svolgimento del plebiscito digitale, un fatto che, indipendentemente dai risultati pratici raggiunti o raggiungibili, ha marcato una forte accelerazione alla causa veneta, con il coinvolgimento di un grande numero di veneti anche fuori dalle abituali cerchie indipendentiste. Intersecati con i fatti del plebiscito, la persecuzione dei patrioti veneti da parte della magistratura italiana che abbiamo seguito con trepidante orgoglio. Mentre osservavamo lo sviluppo della situazione, abbiamo dato il nostro contributo con eventi ed iniziative che sono risultate di grande visibilità. Citiamo la scampagnata del 2 giugno, i gonfaloni portati a Cima Grappa in occasione del Giro d'Italia, i gonfaloni alla Mille Miglia, la nave indipendentista alla festa del Redentore, fino ai concerti di grandi cantanti a San Siro. A distanza di un anno crediamo, nel nostro piccolo, di avere contribuito allo sviluppo del sentire veneto tra i veneti e in questo siamo convinti di aver centrato lo scopo che ci aveva fatto iniziare la nostra avventura. Si impone a questo punto un proposito per il futuro, che non può essere altro quello di continuare sulla stessa strada, senza polemiche di parte, al solo servizio della causa dell'indipendenza del Veneto. Sono in cantiere numerose iniziative e lo spirito sarà sempre e solo quello di essere qui vicini a tutti coloro che si battono per San Marco. Tanti auguri, Vivere Veneto! Viva San Marco!